Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ciao a tutti amici dell'oroscopo, una buona giornata. E sì, ci siete quasi, siamo quasi lì, ci siamo quasi arrivati. Sta per arrivare il weekend, ancora un ultimo passo, quello di questo venerdì, e poi ci siamo, ce lo godiamo tutto questo fine settimana di giugno. Ma ritorniamo alla giornata di oggi, ritorniamo alle nostre stelle in questa giornata di San Giovanni, 24 giugno, come saprete, e quindi ripartiamo con le ultime novità. Iniziamo subito con gli amici dell'Ariete. In amore per voi qualcosa si muove, inizia a muoversi. Se ancora siete in bilico tra varie situazioni, preparatevi a un incontro che allontanerà ogni indecisione. Intesa invece nell'attuazione di un progetto comune per chi è in coppia, che getta basi solide per il vostro futuro insieme, naturalmente. Toro, passiamo a voi. La Luna e Urano, protagonisti della giornata, loro camminano appaiati. Avete tantissimi buoni motivi quindi per vivere la giornata sull'onda della passione, delle novità e dell'entusiasmo soprattutto. Toc toc, e il grande amore che bussa alla porta? Inutile chiederselo. Di fatto dominano emozioni mai provate prima. Godetevele tutte. Gemelli, voi in linea di massima potete contare su atmosfere domestiche distese e relazioni familiari rassicuranti. Questo era un po' quello che chiedevate. Buone intuizioni e finanze in rialzo, anche questo non fa male. Sogni importanti invece quelli su cui dovrete riflettere. Un'opportunità da non rimandare per ottenere ciò che desiderate. Non fatevela scappare, mi raccomando. Cancro, passiamo a voi che siete i protagonisti del momento. La luna alleata oggi vi restituisce certezze, vigila sui vostri investimenti, cura le pubbliche relazioni e smussa gli spigoli del vostro carattere, quello che un po' stavate cercando. Dopo aver corso a perdifiato per l'intera settimana, lo dicevamo all'inizio, avete un solo desiderio: darvi alla pazza gioia e naturalmente festeggiare. Malumore in vista per gli amici del Leone, niente passi falsi sul lavoro, mi raccomando, specie con i collaboratori e i soci in affari. Rischiate infatti di entrare in rotta di collisione molto facilmente. I rapporti con i vostri cari invece sono cordiali, anche se con il partner c'è da ridire. La gelosia vi appanna un po' la vista, non credete? Oggi invece chi dormirà a sonni tranquilli sono gli amici della Vergine. La serenità è garantita in questo venerdì, è la giornata giusta per godervi il calore e l'affetto delle persone che amate di più. La vostra professione invece riceve stimoli positivi, dimostrazioni concrete di amore da parte della dolce metà, è quello un po' di cui dovrete godere in questa giornata. Bilancia, atmosfera brillante invece per i single. L'arrivo di Venere in Gemelli ringalluzzisce il cuore, fa girare la testa verso il futuro dimenticando per fortuna il passato. La dea dell'amore poi inserisce tra i 1000 impegni, quelli che avete già in agenda, un appuntamento per qualche coccola voi stessi. Forse non ci pensavate, ma ne avete proprio bisogno. Scorpione, amici, fare colpo su chi vi piace non è un problema per voi, è più difficile invece fidarvi, anche se in verità siete voi poi i primi a rompere le righe e uscire dal seminato, lo sappiamo. Possibili errori di distrazione invece nell'attività oggi. Attenzione, cercate di non farvi prendere in castagna, quindi concentrazione, questa è la parola magica. Sagittario, ed è arrivato anche il vostro momento, mentre per voi è il momento in cui è necessario cambiare qualche abitudine familiare, ma anche riordinare le idee, alcune situazioni e anche i rapporti interpersonali. Attenzione poi, le stelle consigliano meglio dei piccoli mutamenti che rivoluzioni radicali. Non opponetevi invece alle proposte innovative, perché farlo? Capricorno, le certezze oggi ve le offre la luna. Un pizzico di fortuna come condimento alle vostre qualità professionali trasforma il precariato in stabilità, finalmente, diciamolo. Tutto scorre nel migliore dei modi per voi, iniziative fortunate anche in campo finanziario, siete fortunelli, e acquisti sfiziosi invece per la casa. Acquario, un venerdì in sordina quello che vi aspetta oggi. Sappiamo che avete grande voglia di novità, ma forse è la noia che vi assale. Le entrate di denaro invece regalano più certezze al vostro futuro. Questa è una bella notizia. Mantenete il buon umore che ci vuole per affrontare la monotona routine della vita quotidiana che vivete ogni giorno, ma preparatevi anche al fine settimana. E chiudiamo con i festaioli amici dei pesci. Potete contare sull'aiuto di personaggi di spicco se volete allargare il raggio di azione della vostra attività. In particolare viaggi di lavoro e di piacere vi attendono, è tempo di vacanze. L'amore per voi occupa, parlando del cuore, un posto del tutto speciale. Se avete qualcuno vicino, tenetevelo ben stretto. E si chiude qui quindi il nostro oroscopo del giorno. Ora è tempo di andare a vivere le novità. Auguriamo a tutti una buona giornata, un buon weekend e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0